Blitz antimafia tra Napoli e provincia contro il traffico di droga legato ai clan camorristici dell'area nord del capoluogo campano. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 18 gli indagati finiti in carcere, mentre per altri 8 sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse, a vario titolo, sono associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, con l'aggravante del metodo mafioso e delle finalità mafiose. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 distinti gruppi criminali avrebbero gestito il traffico di cocaina, marijuana e hashish. Gli investigatori ritengono che le organizzazioni abbiano operato in stretto collegamento con i clan Verde e Ranucci, storiche consorterie criminali attive nell'area, rifornendo numerose piazze di spaccio e generando ingenti profitti illeciti.